quest'anno ancora più gagliardi per l'8ª crociera della musica napoletana e siamo ad 8. Ciao Maurizio, 8ª crociera della musica napoletana, sempre insieme alla nostra Napoli Live. Quest'anno invece del Mediterraneo occidentale siamo passati al Mediterraneo orientale. Pertanto oggi siamo arrivati a Bari, un bel imbarco perché c'erano veramente tantissime persone, grandi artisti quest'anno, abbiamo, come abbiamo presentato stasera nel nostro Crystal Lounge, abbiamo il pittore Cuono Gaglione, la giornalista e scrittrice Giuliana Gargiulo che terrà le conferenze e le relazioni pomeridiane, domani pomeriggio tiro incrociato con Peppino Di Capri, poi spettacolo con Peppino Di Capri al Teatro della Nave e poi abbiamo le 2 serate con i nostri 2 giovani della nostra musicalità napoletana, la nostra affascinante Annalisa Martinisi con le sue napoletane cantate in francese e il nostro Masaniello, il nostro scugnizzo per eccezione, il nostro Aniello Misto che ci divertirà e quindi chiuderà questa nostra 8ª edizione. Buongiorno e benvenuti a Catacolon, prima tappa dell'8ª crociera della musica napoletana. Adesso vi porto un po' in giro a visitare le piccole stradine e vicoletti di questa bellissima città greca. Seguitemi. Catacolon, punto di accesso per Olimpia, dove dal 1865 ogni 4 anni si tenevano i giochi sacri per Zeus. Ma adesso siamo qui tra questi vicoletti e non ci resta che acquistare qualche tipico prodotto greco. Ottava crociera della musica napoletana! Dopo il grande successo del 2015, la Scoop Travel è lieta di presentarvi la 9ª edizione della Crociera della Musica Napoletana a bordo della MSC Poesia dal 26 settembre al 3 ottobre. Sarà come sempre un viaggio straordinario tra mare, divertimento, relax e soprattutto tanta buona musica napoletana. Con noi, ospite e testimonial, Sal Da Vinci, uno dei cantanti e attori più rinomati e di successo, figlio della nostra città. Inoltre gli show con le belle voci di Francesca Marini e Massimo Masiello. Interverrà lo scrittore Pino Aprile. Allora, sarà come sempre, anzi più di sempre, il viaggio indimenticabile Italia, Malta, Spagna, Francia a bordo della MSC Poesia con partenza da Napoli. 9ª crociera della musica napoletana da un'idea di Francesco Spinosa dal 26 settembre al 3 ottobre 2016 con le canzoni successi e la grande voce di Sal Da Vinci e con Francesca Marini e Massimo Masiello e poi serate di karaoke, la posteggia dei Villanova, gadget, premi e tanta amicizia. 9ª crociera della musica napoletana a bordo della MSC Poesia. L'unica, esclusiva e inimitabile crociera è questa, a partire da 740 €, tutto incluso, tasse e assicurazione, e se prenoti prima avrai anche uno sconto. Ti aspettiamo per info Scoop Travel, 9ª crociera della musica napoletana, quando il viaggio va oltre. Siamo in Grecia, nella terra dei miti
e abbiamo ospite nostro veramente un grande invito della canzone, non solo napoletana, Peppino Di Capri! Peppino Di Capri! Benvenuto! Allora Peppino, raccontaci un pochettino le emozioni, il perché, il perché. Ma com'è che a Capri questo ragazzino che aveva il pianoforte del nonno ha cominciato a cantare e in quella maniera? No, io ho cominciato prima a suonare perché da bambino a 4 anni non avevo giocattoli, quindi c'era soltanto un pianoforte francese vecchio, scordato, e ho cominciato a giocare sui tasti del pianoforte fino a che riuscivo a comporre, insomma, mettere insieme delle note che equivalevano alla canzone che avevo ascoltato per radio. Peppino ha inciso quasi 500 canzoni, nel suo repertorio c'erano molte di più. Tra poco li festeggiamo perché mancano 3-4 pezzi per arrivare ai 500, quindi faremo una bella festa. Qual è stato il momento? Ma diciamo il momento più bello è quando vieni scoperto finalmente, ahimè, dai milanesi, perché quello è un passaggio obbligato, perché dalle parti nostre non c'è né, come dire, non c'è la programmazione, la promozione, tutte queste cose che servono poi per far conoscere. Perché canto? Io canto perché è morta la nonna del cantante, morì la nonna, pace all'anima sua. Meno male, se non moriva io facevo pianista, pensa un po'. Devo dire a Angelica la verità, gli americani e gli inglesi stanno sempre quel passo avanti musicalmente parlando, come idee, arrangiamenti, sonorità eccetera, quindi ti riferivi sempre a quelle cose là. E io mi dicevo, ma perché non hanno portato sulla canzone nostra, che è un po' troppo tradizionale, la grande orchestra, i grandi cantanti, fantastico tutto, però nell'aria c'era voglia di cambiamento, un po' come il mondo. Io ho avuto la fortuna di prendere quella direzione e mi sono trovato, grazie lo ripeto ai genitori, con una timbrica vocale che era la fusione fra i due. E quindi è la timbrica vocale che mi consente di comunicare quel tantino in più, perché c'erano cantanti, vi assicuro, bravissimi, eccezionali, che arrivano a prendere delle note che è impossibile, cioè dico, come fa questo? Però alla fine esce, diciamo, che è bravo, ma non esce, diciamo, mi ha lasciato dentro un qualche cosa che mi appartiene, che ho sentito. E questo, signori, io penso che è un miracolo della natura e che io devo ringraziare. E il Signore che mi fino ad oggi la voce è rimasta abbastanza simile a quella iniziale, a quella che piaceva e che continua a piacere. Grazie. Benissimo. Un'atmosfera tutta particolare perché è come se fossimo in famiglia qui, infatti lei si è aperto, anzi ci ha detto che non solo è un grande cantante, una carriera alle spalle, ma è un grandissimo sognatore. Sì, penso di sì, quest'abito su misura mi sta bene addosso, me lo sento, e poi insomma poi il resto lo fa il pubblico che continua ad amarti e a seguirti, è una cosa molto bella. Ma sicuramente non potrete non notare il quadro che abbiamo qui davanti a noi, che il maestro ha dedicato alla guest star di quest'anno. Cosa ci vuole dire su questo quadro? Io ho voluto un po' dare l'impronta della napoletanità di Peppino, che ha portato la nostra canzone in giro per tutto il mondo. Peppino che qua è raffigurato non come il Pulcinella o come un semplice artista, è un grande artista, e per me non è più il cantante napoletano che canta la canzoncina, per me è l'imperatore della canzone, della canzone napoletana nel mondo. O che sono fortunato perché chi sogna delusioni non ne ha. Forse sei stata tu la prima, la sola ipotesi di vita.
Buongiorno e benvenuti a Santorini, seconda tappa dell'8ª edizione della Crociera della Musica Napoletana. La località è conosciuta anche con il nome di Tira o Tera e forma il gruppo di isole vulcaniche delle Cicladi. Ci troviamo a circa 200 km dalla costa del continente greco e adesso tutti insieme andiamo alla scoperta di questa fantastica isola. Questa vita che importanza ha? Sono diventato un sognatore e che ha letto le mie carte. Caratteristica principale di Santorini è essere trasportati con il piccolo asinello fin su in cima. Il mondo mi continua a dire no. Tra 1000 anni ci sarà chi parlerà dei sognatori come animali del passato che mangiavano emozioni. Tra 1000 anni o tra 2 ore, ma lasciatemelo dire, io resto un sognatore e vado via, ti lascio sulle labbra una poesia. Quel che sarà per questa vita, che importanza ha? E vado via. Dopo il grande successo del 2015, la Scoop Travel è lieta di presentarvi la 9ª edizione della Crociera della Musica Napoletana a bordo della MSC Poesia dal 26 settembre al 3 ottobre. Sarà come sempre un viaggio straordinario tra mare, divertimento, relax e soprattutto tanta buona musica napoletana. Con noi, ospite e testimonial, Sal Da Vinci, uno dei cantanti e attori più rinomati e di successo, figlio della nostra città. Inoltre gli show con le belle voci di Francesca Marini e Massimo Masiello. Interverrà lo scrittore Pino Aprile. Allora, sarà come sempre, anzi più di sempre, il viaggio indimenticabile Italia, Malta, Spagna, Francia a bordo della MSC Poesia con partenza da Napoli. 9ª Crociera della Musica Napoletana da un'idea di Francesco Spinosa dal 26 settembre al 3 ottobre 2016 con le canzoni Successi e la grande voce di Sal Da Vinci e con Francesca Marini e Massimo Masiello e poi serate di karaoke, la posteggia dei Villanova, gadget, premi e tanta amicizia. 9ª Crociera della Musica Napoletana a bordo della MSC Poesia. L'unica, esclusiva e inimitabile crociera è questa, a partire da 740 euro, tutto incluso, tasse e assicurazione, e se prenoti prima avrai anche uno sconto. Ti aspettiamo per info Scoop Travel, 9ª Crociera della Musica Napoletana, quando il viaggio va oltre. Con Francesco Spinosa qui proprio a pochi attimi prima che Peppino Di Capri, che è al testimonial, il leader di questa 8ª Crociera della Musica Napoletana, qui da questo meraviglioso teatro La Scala sulla MSC Musica. Allora, che vuol dire comunque? Emozione, salivazione quasi a zero, perché questa sera diamo inizio col concerto di Peppino alla prima serata musicale dell'8ª Crociera della Musica Napoletana. Niente, c'è tanta gente che sta aspettando, quindi ormai possiamo dire ufficialmente è partita la crociera, quindi in bocca al lupo a tutti quanti noi, e in bocca al lupo a tutti quanti voi, in bocca al lupo al maestro, sarà una magnifica serata. Diceva che così l'amore può far male, come dici non ne ho vero, c'è saputo fare. Mannaggia
18 si è rubato coro e poi non si lavato sfizi e mi fa innamorare. Amore, ti voglio bene, visto che l'una mi fa morire, ti voglio bene, amore, mi fa paura. Un'esperienza nuova per me, per cui sono curioso della risposta di come se funziona, come tutti gli spettacoli, come tutti i concerti eccetera, e quindi il fatto che la gente faccia parte di questa tutt'uno, la nave col pubblico, gli eventi di bordo eccetera, quindi è interessante sapere quale sarà la risposta. Con te ogni istante era felicità, ma io non capivo, non t'ho saputo amare. Ascoltami, perdonami, ritorna ancora vicino a me. A me. Champagne per un dolce segreto, per noi un amore proibito. Ormai resta solo bicchiere ed un ricordo da gettare via. Lo so, mi guardate, lo so, mi sembra una pazzia brindare solo senza compagnia, ma io devo festeggiare la fine di un amore. Cameriere, 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 champagne. Grazie, è stata una magnifica serata. Signori, siete grandissima fantastici. serata con il maestro Peppino Di Capri. Grazie. In questa meravigliosa location del Teatro La Scala qui sulla nave da crociera MSC Musica, da poco è terminato il concerto di Peppino Di Capri, tante canzoni e poi anche dei gadget, dei regali, grazie anche ai nostri sponsor, uno di questi è Giancarlo Peppino, naturalmente marchio, brand storico a Napoli non solo, da oltre 100 anni. Parlaci appunto un po' di questo nuovo lancio, di questo profumo e del brand. Noi non potevamo mancare nella crociera della musica napoletana perché crediamo nel marchio Napoli. Abbiamo creato come famiglia Peppino un profumo che si chiama Acqua Classica di Napoli, un brand che si chiama Acqua Classica di Napoli. Dove Abbiamo anche qualche omaggio da dare a tutti i partecipanti. Bravo, bravo. Lo sappiamo. Dopo il grande successo del 2015, la Scoop Travel è lieta di presentarvi la 9ª edizione della Crociera della Musica Napoletana a bordo della MSC Poesia dal 26 settembre al 3 ottobre. Sarà come sempre un viaggio straordinario tra mare, divertimento, relax e soprattutto tanta buona musica napoletana. Con noi, ospite e testimonial Sal Da Vinci,
uno dei cantanti e attori più rinomati e di successo, figlio della nostra città. Inoltre gli show con le belle voci di Francesca Marini e Massimo Masiello. Interverrà lo scrittore Pino Aprile. Allora, sarà come sempre, anzi più di sempre, il viaggio indimenticabile Italia, Malta, Spagna, Francia a bordo della MSC Poesia con partenza da Napoli. Nona crociera della musica napoletana da un'idea di Francesco Spinosa dal 26 settembre al 3 ottobre 2016 con le canzoni Successi e la grande voce di Sal Da Vinci e con Francesca Marini e Massimo Masiello e poi serate di karaoke, la posteggia dei Villanova, gadget, premi e tanta amicizia. Nona crociera della musica napoletana a bordo della MSC Poesia. L'unica, esclusiva e inimitabile crociera è questa, a partire da 740 €, tutto incluso, tasse e assicurazione, e se prenoti prima avrai anche uno sconto. Ti aspettiamo per info Scoop Travel, nona crociera della musica napoletana, quando il viaggio va oltre. Eccoci alla terza tappa dell'8ª edizione della Crociera della Musica Napoletana. Siamo ad Atene, culla della civiltà, della cultura, della filosofia, della scultura. Alle mie spalle c'è il primo stadio olimpionico, dove dal 1860 si sono tenute le prime Olimpiadi. Qui l'efface ce chagrin qui toujours reste là. In questo palazzo si fanno escursioni di pittura, di scultura, si fanno incontri culturali. Marucella, Marucella, te mi sei dall'occhio male e mi mise in pietà a me, non dispiacere. Sto cuore mi fai sbattere, che foto non ha quando c'è la scura. Prima mi dice sì, poi dolce, dolce, mi fai morire. Marucella, Marucella, prima mi dice sì, poi dolce, dolce, mi fai morire. Marucella, Marucella. Yeah.
Da poco salpati da Atene per andare alla prossima meta, però diciamo che ad Atene veramente è stata una cosa speciale. Mattinata veramente eccezionale. Ad Atene ci hanno accolto alla Pinacoteca del Pireo, abbiamo avuto un incontro con due musicisti bravissimi, una ragazza che poi aveva un nome tipico proprio greco, Cassandra, il cui nome e la cui voce ci sono rimasti veramente impressi, perché erano veramente due artisti favolosi. Prossimi alle nozze, il marito, che suonava benissimo il pianoforte, ha cantato uno sole mio veramente eccezionale. Quindi entrambi con una voce lirica ci hanno emozionati. Sono entrati nell'anima. Sì, sono entrati nell'anima, ma poi è stato bello questo incontro di cultura musicale tra due capitali del Mediterraneo, Napoli ed Atene. Veramente c'è stato un gemellaggio, uno scambio culturale veramente particolare ed emozionante. Noi diciamo che non siamo stati da meno con Peppino Di Capri e Annalisa Martini Aniello. Infatti Peppino vi lascio immaginare che di mattina gli artisti non cantano nemmeno. Lui in particolare proprio ha detto no, non posso farne a meno, perché hanno cantato questi due ragazzi molto bravi. Poi Aniello e Annalisa, pure loro hanno fatto due pezzi dei classici napoletani arrangiati a modo loro, e Peppino, preso anche lui da questo entusiasmo musicale, si è lasciato trascinare, si è seduto al piano, e quindi lì è stata proprio la ciliegina sulla torta di questa mattinata che ha appassionato e ha emozionato tutti quanti noi. Dopo il grande successo del 2015, la Scoop Travel è lieta di presentarvi la 9ª edizione della Crociera della Musica Napoletana a bordo della MSC Poesia dal 26 settembre al 3 ottobre. Sarà come sempre un viaggio straordinario tra mare, divertimento, relax e soprattutto tanta buona musica napoletana. Con noi, ospite e testimonial, Sal Da Vinci, uno dei cantanti e attori più rinomati e di successo, figlio della nostra città. Inoltre gli show con le belle voci di Francesca Marini e Massimo Masiello. Interverrà lo scrittore Pino Aprile. Allora, sarà come sempre, anzi più di sempre, il viaggio indimenticabile Italia, Malta, Spagna, Francia a bordo della MSC Poesia con partenza da Napoli. 9ª crociera della musica napoletana da un'idea di Francesco Spinosa dal 26 settembre al 3 ottobre 2016 con le canzoni successi e la grande voce di Sal Da Vinci e con Francesca Marini e Massimo Masiello, e poi serate di karaoke, la posteggia dei Villanova, gadget, premi e tanta amicizia. 9ª crociera della musica napoletana a bordo della MSC Poesia. L'unica, esclusiva e inimitabile crociera è questa, a partire da €740, tutto incluso, tasse e assicurazione, e se prenoti prima avrai anche uno sconto. Ti aspettiamo per info Scoop Travel, 9ª crociera della musica napoletana, quando il viaggio va oltre. Je t'aime, je te veux, je pense à toi. Je te vois, je te sens, je te rêve. Un an t'y pense, c'est bien que mes yeux ne peuvent trouver la paix près d'amour. L'8ª crociera della musica napoletana vanta la presenza della scrittrice, giornalista, ex attrice con Edoardo, la grandissima Giuliana Gargiulo, e io sono imbarazzatissima perché cosa chiedere a una giornalista che ha intervistato circa 11.000 personaggi? Posso chiederle soltanto un suo pensiero sull'atmosfera che stiamo vivendo qui a bordo, e c'è anche appena stato la presentazione del suo libro. L'atmosfera è un'atmosfera speciale, è un'atmosfera di amicizia, di simpatia e poi anche di un'intesa allegra. Siamo tutti quanti fusi insieme in questa esperienza.
e il libro l'ho presentato con la presenza del comandante, il che mi ha fatto molto piacere, e sono anche grata naturalmente al signor Francesco Spinosa che ha organizzato questa cosa così bene. Abbiamo avuto ieri un meraviglioso concerto di Peppino Di Capri, io ho presentato il mio libro per l'ennesima volta raccontando tutti gli incontri, e che altro dirvi? Speriamo in una prossima edizione, che dici Fabiana? Ci sarà? Assolutamente, altre 100 edizioni della Crociera della musica napoletana. Ce que tu peux être pour moi. Tu le sais, par un simple regard, cet amour que je brûle pour toi, et l'éclat partout, tu peux le voir. Tout ce que je peux être pour toi. Moi je dois le prendre au hasard. Je te guettais sans cesse tes joies. Avec toi je ne peux rien savoir. Mais pourquoi tu es cette avance si belle, indifférente? Je veux le crier, je t'aime, et le peur s'égage. Tu si una cosa la cosa che tu stesso non sai, la cosa che non ha già avuto mai, non guarda così grande, così grande, così Abbiamo pensato di trasportare in un mondo completamente nuovo, diverso, i nostri classici napoletani, quindi rivivono di una vita diversa, hanno delle sonorità, brani con sonorità molto particolari, la lingua è diversa anche se la passionalità e insomma la radice resta sempre quella. Anima in viaggio, così si chiama questo progetto, c'è un'Anima in viaggio primo volume e c'è questo secondo presentato all'Istituto Francese a Napoli qualche mese fa che si chiama Anima in viaggio, Amo un voyage, passion. Si dans tes rêves, tu rêves noir, ce n'est pas un péché. Et si dans tes rêves tu me donnes une bise, ce n'est pas un péché. Tes yeux épris de passion me regardent, je te parle, et me mettront d'émotion. Et si pour toi ce n'est pas de l'amour, si tu me dis ce qu'è l'amore. Adesso tocca veramente a voi, Sista Vocca. Sista Vocca, desidera, non ne peut pas. Après
francese proprio straordinario da una maestra di francese, quindi anche con un accento molto particolare e molto bello. Dopo il grande successo del 2015, la Scoop Travel è lieta di presentarvi la 9ª edizione della Crociera della Musica Napoletana a bordo della MSC Poesia dal 26 settembre al 3 ottobre. Sarà come sempre un viaggio straordinario tra mare, divertimento, relax e soprattutto tanta buona musica napoletana. Con noi, ospite e testimonial, Sal Da Vinci, uno dei cantanti e attori più rinomati e di successo, figlio della nostra città. Inoltre gli show con le belle voci di Francesca Marini e Massimo Masiello. Interverrà lo scrittore Pino Aprile. Allora, sarà come sempre, anzi più di sempre, il viaggio indimenticabile Italia, Malta, Spagna, Francia a bordo della MSC Poesia con partenza da Napoli. 9ª crociera della musica napoletana da un'idea di Francesco Spinosa dal 26 settembre al 3 ottobre 2016 con le canzoni successi e la grande voce di Sal Da Vinci e con Francesca Marini e Massimo Masiello e poi serate di karaoke, la posteggia dei Villanova, gadget, premi e tanta amicizia. 9ª crociera della musica napoletana a bordo della MSC Poesia. L'unica, esclusiva e inimitabile crociera è questa, a partire da 740 euro, tutto incluso, tasse e assicurazione, e se prenoti prima avrai anche uno sconto. Ti aspettiamo per info Scoop Travel, 9ª crociera della musica napoletana, quando il viaggio va oltre. Sono state bellissime anche in francese, anche gli arrangiamenti erano molto belli. E il suo splendido portrait. Come on a twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Don't you remember when? Corfù, bellissima isola greca per le sue splendide spiagge e per il suo grande afflusso turistico durante l'estate. Andiamo a visitarla. Corfù, situata al largo occidentale delle isole greche, gode di un clima mediterraneo tutto l'anno e possiede delle spiagge magnifiche che la rendono meta di turisti da parte di tutto il mondo. Corfù è anche denominata Isola Verde e possiede oltre 3.000 ulivi.
Oggi pomeriggio sono con Elisabetta Testa, insegnante di storia della danza alla prestigiosissima scuola di ballo del Teatro San Carlo di Napoli, nonché critico di danza classica ed anche insegnante di danza classica dal 1981. E oggi pomeriggio c'è stata una fantastica chiacchierata e anche la presentazione del libro Danza. Sì, praticamente danza a tutto tondo, come si è potuto capire. La danza è la grande passione della mia vita e da quando ero piccola ho cominciato a studiarla proprio perché volevo insegnare. E poi ho cominciato a scrivere e quindi questo libro Danza, edito da Graus, è la raccolta di che cos'è la danza per te, rivolto a tutti i protagonisti della danza, ballerini, coreografi, fotografi di danza e chi più ne ha più ne metta, che rispondono alla domanda che cos'è la danza per te. Buongiorno e benvenuti a Kotor, nuova tappa della MSC Crociere. Ci troviamo in questo fiordo montenegrino che ci aspetta con un clima e una giornata bellissima. Delle soldi non le focaccia e chi fa sacrifici per poter mangiare. C'è sta chi ci governa con sulla pazza e la gente casa ci che non può campa. C'è sta chi scende notte per la fatica, chi invece se sta a casa che non può sapere. C'è sta pochi si crede che è più meglio di me, se intende se non vi campana con la me. E sono con il general manager del caffè del professore Rosario Gimmelli, che è venuto qui in vacanza, però è anche uno sponsor speciale per l'edizione di quest'anno. E il caffè del professore è un marchio, una garanzia. Rosario, cosa vuoi aggiungere? Abbiamo una propensione per le cose di Napoli, essendo un'azienda che opera a Napoli. Diciamo, quando possiamo, come in questo caso, unire sia lo svago che il divulgare della napoletanità, noi siamo ben lieti di farlo, per cui io faccio il vacanziere e sono qui per dire ci siamo, Napoli va premiata e va sostenuta. Dopo il grande successo del 2015, la Scoop Travel è lieta di presentarvi la 9ª edizione della Crociera della Musica Napoletana a bordo della MSC Poesia dal 26 settembre al 3 ottobre. Sarà come sempre un viaggio straordinario tra mare, divertimento, relax e soprattutto tanta buona musica napoletana. Con noi, ospite e testimonial, Sal Da Vinci, uno dei cantanti e attori più rinomati e di successo, figlio della nostra città. Inoltre gli show con le belle voci di Francesca Marini e Massimo Masiello. Interverrà lo scrittore Pino Aprile. Allora, sarà come sempre, anzi più di sempre, il viaggio indimenticabile Italia, Malta, Spagna, Francia a bordo della MSC Poesia con partenza da Napoli. 9ª crociera della musica napoletana da un'idea di Francesco Spinosa dal 26 settembre al 3 ottobre 2016 con le canzoni successi e la grande voce di Sal Da Vinci e con Francesca Marini e Massimo Masiello e poi serate di karaoke, la posteggia dei Villanova, gadget, premi e tanta amicizia. 9ª crociera della musica napoletana a bordo della MSC Poesia. L'unica, esclusiva e inimitabile crociera è questa, a partire da 740 €, tutto incluso, tasse e assicurazione, e se prenoti prima avrai anche uno sconto. Ti aspettiamo per info Scoop Travel, 9ª crociera della musica napoletana, quando il viaggio va oltre.
Una cosa bella, è una situazione veramente emozionante, perché quando si suona sul mare si sente, noi abituati, come dissi la volta scorsa, siamo abituati sulla terra, invece sul mare è sempre una sensazione molto libera. Tramonta la luna e noi per le città urdiamo a scena, stiamo nel mare senza perire. Io sono un grande napoletano, sono un grande ammiratore della canzone napoletana, ma questa stasera mi ha fatto ricriò. È stata una bellissima crociera, anche con le 3 serate con i cantanti, specialmente con Agnello Misto. Ci siamo divertiti. Con le mani vai, alzate le mani tutti, via, siete di Napoli, alzate le mani. Oh, che siamo per scoglienza, casa non va tutto vizza, troviamo per sorpresa, casa fanno regali, settimana va servizza, trovo tu senti salvezza, oh ma tanta parola fa la mattina, questa scesa fino a mamma, che da fare tu, oh spassate. Che siamo
È stata una crociera bellissima, veramente bellissima, con Peppino Di Capri, Agnello Misto, ci siamo divertiti tantissimo. L'anno prossimo un'altra volta. Dopo il grande successo del 2015, la Scoop Travel è lieta di presentarvi la 9ª edizione della Crociera della Musica Napoletana a bordo della MSC Poesia dal 26 settembre al 3 ottobre. Sarà come sempre un viaggio straordinario tra mare, divertimento, relax e soprattutto tanta buona musica napoletana. Con noi, ospite e testimonial, Sal Da Vinci, uno dei cantanti e attori più rinomati e di successo, figlio della nostra città. Inoltre gli show con le belle voci di Francesca Marini e Massimo Masiello. Interverrà lo scrittore Pino Aprile. Allora, sarà come sempre, anzi più di sempre, il viaggio indimenticabile Italia, Malta, Spagna, Francia a bordo della MSC Poesia con partenza da Napoli. 9ª crociera della musica napoletana da un'idea di Francesco Spinosa dal 26 settembre al 3 ottobre 2016 con le canzoni successi e la grande voce di Sal Da Vinci e con Francesca Marini e Massimo Masiello e poi serate di karaoke, la posteggia dei Villanova, gadget, premi e tanta amicizia. 9ª crociera della musica napoletana a bordo della MSC Poesia. L'unica, esclusiva e inimitabile crociera è questa, a partire da 740 euro, tutto incluso, tasse e assicurazione, e se prenoti prima avrai anche uno sconto. Ti aspettiamo per info Scoop Travel, 9ª crociera della musica napoletana, quando il viaggio va oltre. Perdonami le mancanze e carenze nel dirti che lascio il mio mondo e regalo il mio cuore a te. Réveillez-vous et gardez de moi. Je veux la robe forte, c'est ma tête. Moi je suis l'amour, Marguerite. La troupe des femmes du quartier. Suonata Giovino, tutta che mano, non parli da tanto come cosa. Io la fine canta fine di mano, è molta croce, a chi va visto croce, chiamia sì, qualcuno, dice a te. E va la vita. Ma quanto è bello innamorarsi ancora, averti solo per me.
sentire addosso la tua tenerezza, ogni tua carezza. E questa notte non lasciarmi solo, perché è un inferno quando non ci sei, quando l'amore lascia il suo profumo sulla pelle mia. Sarà la voglia di ricominciare, sarà che penso ancora al primo amore, quando il cuore batteva per lei. Ma quanto è bello innamorarsi ancora. Buongiorno ed eccoci a Venezia, ultima tappa dell'8ª edizione La Crociera della Musica Napoletana. Adesso ci troviamo in Piazza San Marco, una delle piazze più belle del mondo, dove si può ammirare la Basilica, il Campanile e il Palazzo del Doge. Venezia è costruita su 118 isolette, attraversata da 180 canali e ben 409 ponti collegano le sue stradine. Andiamo a visitarla. Quanto è bello innamorarsi, quasi non ti sembra vero, perché l'amore quando arriva non ti avverte mai. E dopo la magica Kotor in Montenegro, ecco un'altra magia unica, Venezia. Quindi il viaggio continua per l'8ª crociera della musica napoletana. Veramente è stata una bella emozione. Sì, molto bella, anche perché noi 2 anni fa siamo stati in questa piazza e quindi auspicavamo che Napoli facesse progressi per quanto riguarda il turismo. Quindi dopo 2 anni devo dire che la nostra iniziativa sta andando benissimo e anche la città di Napoli sta avendo dei successi dal punto di vista turistico molto importanti. Io mi ricordo che 2 anni fa dicevamo che ci auguravamo che Napoli potesse avere lo stesso flusso turistico che ogni anno Venezia riceve qui dai turisti di tutto il mondo. Anche Napoli adesso sta avendo il suo turismo, il suo flusso turistico aumenta sempre di più. Anche la nostra iniziativa, grazie a Dio, sta progredendo magnificamente. Quando l'amore vuole tutto per non lasciarti più, ma quanto è bello innamorarsi ancora, ancora di più, ancora di te. Dopo il grande successo del 2015, la Scoop Travel è lieta di presentarvi la 9ª edizione della Crociera della Musica Napoletana a bordo della MSC Poesia dal 26 settembre al 3 ottobre. Sarà come sempre un viaggio straordinario tra mare, divertimento, relax e soprattutto tanta buona musica napoletana. Con noi, ospite e testimonial, Sal Da Vinci, uno dei cantanti e attori più rinomati e di successo, figlio della nostra città. Inoltre gli show con le belle voci di Francesca Marini e Massimo Masiello. Interverrà lo scrittore Pino Aprile. Allora, sarà come sempre, anzi più di sempre, il viaggio indimenticabile Italia, Malta, Spagna, Francia a bordo della MSC Poesia con partenza da Napoli. 9ª crociera della musica napoletana da un'idea di Francesco Spinosa dal 26 settembre al 3 ottobre 2016 con le canzoni Successi e la grande voce di Sal Da Vinci e con Francesca Marini e Massimo Masiello e poi serate di karaoke, la posteggia dei Villanova, gadget, premi e tanta amicizia. 9ª crociera della musica napoletana a bordo della MSC Poesia. L'unica, esclusiva e inimitabile crociera è questa, a partire da 740 euro, tutto incluso, tasse e assicurazione, e se prenoti prima avrai anche uno sconto. Ti aspettiamo per info Scoop Travel, 9ª crociera della musica napoletana, quando il viaggio va oltre.
Allora, ci troviamo proprio vicino alla pedana del Crystal Lounge al 7° piano, qui sulla MSC Musica. Perché? Perché qui si sono esibiti vari artisti e perché qui poi c'è stato il gran finale pochi minuti fa, dove ci sono state la consegna di medaglie, di premi, di regali, gadget, insomma quest'anno poi non si è badato proprio a spese. Sì, no, ci fa piacere omaggiare tutti i nostri amici, tutti i nostri ospiti e soprattutto gli artisti che rendono viva questo evento. E indubbiamente, a giudicare dall'entusiasmo finale, si comprende che che i nostri amici apprezzano molto quello che noi facciamo, anche perché lasciamo un messaggio finale che è appunto quello di comportarci tutti da veri napoletani, da eredi di una grande città ricca di tradizioni e di musica. È andata bene, come sempre, insomma, si è curato tutto nei minimi particolari. Sì, è andata tutto bene, diciamo che anche quest'anno abbiamo avuto una grossa affluenza di clienti, addirittura ci sono state prenotazioni dalla Svizzera, dalla Germania, addirittura anche da New York, perché quest'anno l'artista appunto era un artista internazionale, quindi abbiamo avuto pieno di capi a bordo. Fortunatamente non ci possiamo lamentare perché i clienti ci seguono sempre per questa nostra iniziativa di evangelizzazione della cultura napoletana e non solo, anche della canzone classica napoletana. Naturalmente, oltre alla prossima edizione, per la quale lavoreremo già da dopodomani quando sbarcheremo, il nostro obiettivo è quello un po' di sensibilizzare i giovani attraverso lo studio dei classici napoletani nelle scuole. Quindi stiamo progettando con il Comune di Napoli e degli enti e delle associazioni campane che ci patrocineranno una serie proprio di provini per scovare quelli che saranno i nuovi talenti della musica napoletana. Cosa ne pensa di questa iniziativa? È bellissima, veramente bellissima. Io sono venuto in occasione del mio 25° anniversario di matrimonio, non potevo scegliere di meglio. La canzone napoletana veramente è il top e loro fanno in modo che viene, come devo dire, conosciuta anche da chi non la ama, la fanno amare perché veramente sono bravissimi. Complimenti. È un'iniziativa meravigliosa perché la canzone napoletana deve essere rivalutata. Io da addetto ai lavori sono un ex cantante, ma mi sono fatto vecchio, quindi ammiro molto questa iniziativa. Grazie. È l'8ª crociera che faccio. Questa è una delle più belle, se non la più bella, per Napoli, per i napoletani, per tutto. Ci stiamo divertendo, è una cosa meravigliosa e poi il top è Peppino Di Capri. E complimenti al signor Francesco e a tutta la sua equipe. Auguri e ripeteremo ancora. Per Spinosa sarà una nuova avventura ripetersi al meglio, quindi speriamo che continui sempre così. Per me è la prima volta, quindi è andata benissimo e penso di rifarla. E io spero di ripetermi di ogni anno, di esserci sempre, perché è una cosa meravigliosa che noi portiamo la canzone napoletana in mondo e in più ci sta una cosa importante che unisce delle persone che noi conosciamo a diventare un solo gruppo, amici e tante cose belle insieme. Io vi saluto cordialmente e Francesco, l'ultimo saluto agli amici di Napoli Live e a tutti quanti che ci vedono. Niente, un in bocca al lupo a voi ragazzi e grazie soprattutto a Napoli Live perché ci segue costantemente. L'appuntamento è per la prossima 9ª edizione, settembre-ottobre 2016. L'anno scorso abbiamo detto settembre-ottobre 2015, ci rivediamo a settembre-ottobre 2016. L'appuntamento, mi raccomando, non ve lo perdete. Grazie. Grazie a voi e a tutti gli amici di Napoli Live.